appunto la potevate valutare tenendo conto dei prezzi, di come erano stati modificati anche nel piano delle alienazioni e quant'altro, perché torno a dire, io non contesto, sto solo dicendo che fa un po' vacilla questa delibera, come è stato detto, ma anche sul contenuto, forse aggiungere un obiettivo diverso magari sarebbe stato auspicabile. Grazie per il gruppo Teso, consigliere Fabro. Allora abbiamo appurato che questa delibera fa acqua, d'altra parte stiamo parlando di una piscina, però fa acqua veramente. E lei, assessore vice sindaco, dice nessuno, non c'era nessun altro interessato, non c'era nessun, dovrebbe dire più correttamente, non c'era nessun altro informato dell'intenzione dell'amministrazione comunale di concedere una piscina a 1.000 euro all'anno per 25 anni. Allora la domanda che vi proponiamo: perché l'amministrazione, gli uffici, avendo agito correttamente dall'81 ad oggi, ogni volta che si trattava di concedere questa piscina è stato fatto l'avviso che andava deserto e si presentava solo i 2 condomini? Perché quando si tratta di fare la concessione più importante della storia di questa piscina, perché mai si è vista una concessione così lunga, in questo caso della durata di 25 anni, perché non si fa la procedura a prova di bomba, cioè la procedura con avviso pubblico, proprio perché stiamo parlando di un rinnovo per 25 anni, non per un anno o per 6 mesi. Quindi vi invitiamo veramente a ritirare la delibera, a perfezionare l'iter e a ripresentarla quando avrete fatto la selezione, l'avviso. A quel punto potrete dire nessun altro è interessato, procediamo per dare a questo soggetto la concessione per 25 anni. Non si scandalizza nessuno, capita che ci siano delle sviste, ma vi invitiamo veramente a farlo, altrimenti siamo un po' cialtroni nel portare avanti gli atti amministrativi in questo comune. La conformità della delibera all'ok degli uffici, ripeto, la durata 25ennale è dovuta all'intervento che dovranno fare, quindi all'investimento economico che devono fare, e la gestione pubblica è impossibile per costi di manutenzione lineare e lineare, ma anche per la gestione, perché servirebbe anche un bagnino e il comune non è in grado di sostenere questi costi. L'evidenza pubblica è stata fatta per 33 anni, l'unico soggetto che si è mai presentato ai nostri uffici per chiedere in concessione questo impianto sono i condomini prospicienti. E qui chiudo, spero di aver risposto a tutte le vostre domande e mettiamo i voti. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera, voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari 8. Passiamo ora alla settima delibera, recesso della consorte di promozione turistica Cavoli e Venezia Orientale, relazione dell'assessore Gusto. Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti. Allora, con delibera del Consiglio Comunale numero 80 del 28/11/2011, l'amministrazione comunale ha aderito al Consorzio di promozione turistica Caole e Venezia Orientale, quale struttura associata rappresentante nell'ambito territoriale al sistema turistico locale numero 4 di Scaole, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del 4/11/2002 numero 33, qualità di socio sostenitore, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto a far data l'1 gennaio 2012. Con deliberazione di Consiglio regionale numero 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l'industria regionale, superando la legge regionale numero 33 del 2002. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 14 giugno 2013,
2013 i consorzi di imprese turistiche dovranno essere partecipati solo da soggetti privati, come meglio specificato al comma 1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella forma consorziale, formate da imprese turistiche ed aventi soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per il sistema turistico tematico. Il Consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia Orientale è stato formalmente costituito con un atto del notaio Vianello in data 28/2/2011. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto del Consorzio, ciascun consorziato può recidere dal Consorzio in qualsiasi momento e che il recesso avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo, purché comunicato entro il 31 ottobre. Fatto atto che l'articolo 18 del comma 6 della legge regionale 11 del 14 giugno 2013 prevede che in sede di prima applicazione della legge, comunque non oltre 18 mesi dalla sua entrata in vigore, sono equiparate ai consorzi di imprese turistiche le strutture associate di promozione turistica già disciplinate nella legge regionale 33 del 2012. All'articolo 18,7 della legge regionale 11 del 14 giugno del 2013 stabilisce che nel corso del periodo transitorio le strutture in cui alla legge regionale 33 2002 sono consorzi di imprese si conformano alle discipline del predetto articolo. Considerato che la legge regionale 11 del 2013 è stata pubblicata nel NUR il 18/6/2013 e che il periodo transitorio si esaurisce entro il 31/12/2014, ravvisata la necessità di recedere al Consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia Orientale con disposti dall'articolo 18 della legge regionale 11 del 2013 ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, a far data è l'1/1/2015, visto inoltre che l'articolo 9 dello Statuto del Consorzio, con il quale si prevede che nel caso di presenza al Comune di Caorle spetta di diritto un componente del comitato direttivo, e pertanto il recesso comporterà la decadenza del delegato di nomina dell'amministrazione comunale. Vista la legge regionale 14 del 2013 numero 11, sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18 dell'8 del 2000 numero 267, visto il verbale della commissione consigliare sull'argomento in oggetto, si propone di decedere dal Consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia Orientale con sede a Caorle secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 dello Statuto degli Atti e far data è l'1/1/2015, di mandare la presente deliberazione ai responsabili di settore per gli adempimenti in competenza. Grazie Assessore. Se ci sono interventi, consigliere Tono. Questo è uno di quei classici atti dovuti, obbligatori, dati dal fatto che i consorzi di imprese turistiche devono avere tra di essi soggetti pubblici ma solo privati. Questo fa sì che ovviamente non sia più dovuta la quota successiva, nemmeno la partecipazione, la rappresentanza amministrativa all'interno di questo consorzio. Però al di là di questo sostanzialmente rega la situazione definita dalla legge, vorrei capire l'assessore le collaborazioni, gli atti decisi assieme, la programmazione, la strategia turistica sarà sempre comunque gestita anche con la partecipazione al consorzio di promozione turistica per quello che riguarda la promozione, non ci sono, non vorrei che agli occhi di tanti entrasse, questo è esclusivamente un atto normativo dal punto di vista strategico, organizzativo, politico, sulla gestione della promozione e anche della promozione turistica, anche delle attività turistiche inerenti
le attività che si svolgeranno a causa, se passano ancora e se i accordi saranno formalizzati come era previsto. Assessore Russo? Sì, non cambia niente, ha detto giustamente lei, consigliere Tonon, è un atto dovuto nei riguardi della nuova legge sul turismo, fermo restando che per Caole il turismo rappresenta un punto strategico ormai per Caole, quindi in tale settore strategico per l'economia di Caole si proseguirà un miglioramento nelle attività di promozione, di accoglienza, intrattenimento, concertando con le associazioni, con i consorzi, quindi in caso specifico con il consorzio continueremo perché in essere ci sono già delle manifestazioni da condividere e co-partecipare, quindi non cambia niente di fatto, fermo restando che il consorzio è una parte di quello che dovrà essere un nuovo programma. Stiamo, come lei sa, la legge nuova 11 ci dà un motivo per creare le ODG dove all'interno ci saranno una serie di attori, tra cui anche il consorzio e l'amministrazione comunale. Quindi continueremo, se devo essere più specifico, a mantenere i contatti con il consorzio di promozione turistica per qualche progettualità e per andare avanti con la promozione di Caole. Grazie Assessore. Detto no? Mi perdoni perché potevo chiedere anche questo. Chiaro che queste risorse verranno vinte dal stesso giorno nella gestione ovviamente dell'economia turistica. È già concordato con l'assessore del bilancio queste risorse e di quello che andremo a vedere al bilancio del famoso 1.800.000 euro circa, quanti potrebbero essere trattati o concordati con il consorzio di promozione turistica. È una cosa che deve divenire, perché so che negli anni passati queste risorse, a parte la quota associativa, non superavano i 100.000 euro una gestione associata all'amministrazione comunale. Assessore Russo, prego. Sì, do subito risposta. Quindi, come lei si ricorda, sa sicuramente, manteniamo sempre un rapporto di collaborazione con il consorzio. Quantificare va anche in base ai progetti che ci organizziamo assieme. Di fatto quest'anno abbiamo già una ipotesi di preventivo di interventi a favore del consorzio che viaggia intorno ai 65.000 euro. Poi inoltre con il consorzio, come lei sa, c'è una continua collaborazione. Per il momento dobbiamo stare attenti anche alla de minimis, che non possiamo bypassare questa importante legge, altrimenti ci mette in grosse difficoltà. Grazie Assessore. Capogruppo Teso. Io all'assessore Russo, quindi mi ha detto sui 68.000 euro, 65, in base a quello che era stato anche l'anno scorso. Quindi continua la collaborazione, quello che ha sempre detto lei, comunque ha fatto anche l'anno scorso, credo dalle vari incontri e quant'altro. Tutti questi destinati alla promozione e diceva poi promozione e anche attività, giusto? Allora, il consorzio di promozione turistica ha la capacità di fare promozione fiere, ha la capacità di fare locandine per la promozione del territorio e anche manifestazioni, quindi entrano tutti, il contributo rientra in queste attività che il consorzio fa. Quindi ripeto, promozione turistica del territorio, promozione diretta per i settori alberghiero, le fiere, promozione per le manifestazioni e collabora con le manifestazioni. Assessore, Capogruppo. Sì, chiedo solo all'assessore quando avrà tempo o comunque quando avrà definito i costi e quant'altro, se possiamo avere la copia di quanto sarà la promozione, quello che deciderà di fare, che con 65.000 euro arriva a far conto secondo me, visto quello che ha dichiarato questa sera, quindi per sapere se farà
comunque si affiderà a qualcosa, non so, a qualcuno, sapere dei suoi programmi con il consorzio, tutto qua, perché è notevole anche quello che ha fatto l'anno scorso. Un'altra domanda che il gruppo Tesa? No. Altri interventi? Lascio la parola al sindaco. Solo per integrare quanto già detto dall'assessore Russo, fino alla fine di quest'anno la collaborazione con il consorzio sarà tale quale quella che è stata fatta dall'amministrazione, tant'è che viene riproposta la contribuzione a livello di bilancio di previsione. Questo perché poi, sulla base del disposto normativo della legge 11 del 2013, salvo proroghe, dal 1 gennaio 2015 il consorzio assumerà un ruolo del tutto diverso da quello cui oggi noi lo conosciamo, ossia sarà circoscritta la sua attività, l'attività del consorzio ad alcune attività stesse, ad esempio la commercializzazione di prodotti locali e quant'altro. Quindi il consorzio perderà quel ruolo che oggi ha di esercizio dell'attività di promozione. Il ruolo di informazione, accoglienza e promozione sarà affidato a un nuovo organismo, salvo proroghe, ripeto, che è, come già accennato l'assessore, l'organismo di gestione della destinazione. Quanto alle risorse, attualmente come è concepita non solo la legge 11 2013, ma anche le deliberazioni delle giunte regionali, le 3 delibere che sono esecutrici di quella della legge 11, prevedono che il livello di contribuzione sia a vari strati. Vi è anzitutto il versamento da parte dei soci, degli associati che compongono la struttura, e qua si sta discutendo su qual è la forma giuridica della struttura. Vi è il ricorso ai contributi regionali che comunque rimangono, ma solo a progetto, non a pioggia, un po' sulla base dell'impostazione già seguita oggi con il consorzio, e molto probabilmente la componente più importante è appunto l'accesso a una quota parte dell'imposta di soggiorno, ma sulle percentuali e sugli aggiornamenti si sta ancora valutando. Ecco, l'ultima cosa, il ruolo del consorzio dal 1 gennaio 2015 è comunque un ruolo complementare rispetto a quello dell'organismo di gestione della destinazione, perché il consorzio stesso potrà a sua volta essere partner dell'organismo e quindi far parte degli associati, o può essere, come ad esempio sarà seguito anche in altri comuni, convenzionato con la struttura OGD sulla base di un test che sarà condiviso. Grazie Sindaco. Mettiamo ai voti la delibera. Voti favorevoli? 9. 15 voti favorevoli. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? 2. Passiamo ora all'ottava delibera. Fusione delle società dell'Alto del Basso di Venta e KDP ai sensi dell'articolo 2501 del Codice Civile. Relazione all'assessore Giusto. In funzione dell'assessore all'ecologia. Premesso che il Comune di Cavoli, socio di KDP Spa, sede fossante di Corso Romano, via Daniele 9, codice fiscale relativo e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia 0021 65 30 9, area di Venezia 24 73 01, società a totale capitale pubblico in auto, affidataria diretta delle gestioni del servizio idrico integrato nel territorio dei comuni che partecipano alla società medesima e ricompresi nell'ambito territoriale primario e regionale NEM. Considerato che il quadro normativo delle disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha assunto una dimensione completa e organica con l'entrata in vigore della legge 26 del 5 gennaio 1994 e del successivo decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006. L'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006 dispone che la gestione dei servizi idrici deve essere attuata per aree territoriali omogenee definite ambiti territoriali ottimali, individuati dalle regioni che coincidono in norma con i bacini geografici di appartenenza, che i comuni ricompresi nel medesimo ambito al fine di garantire la gestione dei servizi idrici secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità istituiscono la società d'ambito a cui è demandata tra l'altro, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006, la programmazione, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, che a seguito dell'accordo sottoscritto in data 31/7/2006 tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione rispettivamente dell'articolo 2, comma 4
della legge regionale Veneto 5 del 98 e dell'articolo 4 della legge regionale Friuli Venezia Giulia numero 13 2005 veniva costituito l'ambito territoriale primario interregionale Lemene, comprendente i comuni del bacino geografico del fiume Lemene, di cui al DPR 21/12/99, all'interno del quale le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento delle gestione e controllo del servizio idrico integrato sono assicurate dall'autorità d'ambito, ora consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, per poi Lemene, ai sensi dell'articolo 4,45 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 22 del 29/12/2010 e dell'articolo 2,186 bis della legge 191 del 23/12/2009. Atteso, con deliberazione 13 del 29/12/2010, l'Assemblea dell'autorità d'ambito, ora consulta d'ambito, ha individuato la società Cairi SpA come soggetto salvaguardato per la gestione del servizio indico integrato nella macroarea ambientale dell'ambito territoriale primario interregionale Lemene, ai sensi dell'accordo interregionale del 2 luglio 2006 e conseguentemente approvato il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti con il consumatore. Che la citata deliberazione veniva altresì riconosciuto conforme alla normativa vigente anche comunitaria l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato in ambito marino alla società Cairi SpA per l'area di competenza. Tenuto conto che trattasi di società totale capitale pubblico, è soggetta a controllo da parte degli enti soci in modo analogo a quello esercitato sui propri fisico della parte prevalente della propria attività a favore dei territori dei comuni soci. Che i gestori del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale primario interregionale Lemene sono ad oggi individuati nella Cattoi Lemene, nella società Acqua del Basso Divenza SpA e Cairi SpA e che la delibera 21 del 17/12/2013, la consulta d'ambito in esecuzione dell'articolo 30, comma 20 e seguenti della legge 221 del 2012, ha ribadito che gli affidamenti in essere rispettano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, che l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato è stato operato e disposto dalla Cattoi Lemene in via transitoria fin dall'anno 2011, come stabilito dalla citata delibera 13/2010, così anche per gli anni successivi fino al 31/12/2014. Giusta delibera 21 del 17/12/2013 dell'Assemblea della Consulta d'ambito con la quale si fa riserva che si affidare la gestione del servizio per un periodo di 30 anni alla società che risulterà dalla fusione tra Acqua del Basso Divenza SpA e Cairi SpA, secondo il modello in ambito mining, a condizione che tale fusione si concluda entro il 31/12/2014. È diventato possibile nell'articolo 147 del decreto legislativo 142 del 3 aprile 2006 stabilisce che tra l'altro i servizi idrici integrati sono organizzati sulla base di ambiti territoriali primari nel rispetto del principio della unitarietà della gestione, del superamento della pluralità delle gestioni, che l'articolo 16,1 lettera D della legge regionale 13/2005 della regione Friuli Venezia Giulia attribuisce la consulta d'ambito la competenza di elaborare indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati, che con deliberazione 4 del 21 aprile 2008 della conferenza d'ambito territoriale primario interregionale Lemene venivano tra l'altro approvati i patti parasociali sottoscritti dai rappresentanti degli enti interessati, con i quali all'articolo 2 si stabiliva che il servizio idrico integrato deve essere organizzato mediante un'unica società di gestione grande in tutto l'ambito. Che con delibera Lemene del 17/12/2013 l'Assemblea del Cattoi Lemene ha indicato ad Acqua del Basso Divenza SpA e Cairi SpA la necessità di costituire un'unica società di gestione entro il 31/12/2014 per l'affidamento in ambito marino del servizio idrico integrato, riservandosi in caso contrario di procedere ad affidare il servizio ricorrendo ad altre forme di gestione compatibili con i principi di delegazione comunitaria. Ricordato che per conseguire l'aggregazione tra le due società, le assemblee di Acquedotto Basso Divenza SpA e Cairi SpA hanno deliberato con voto unanime la scissione delle rispettive società patrimoniali per successivamente porre nelle attuali società e costituire un gestore unico del servizio idrico integrato nel rispetto dell'indicazione dell'autorità d'ambito, dato atto che la fusione tra Acqua del Basso Divenza SpA e Cairi SpA consentirà alla nuova società, unico gestore del servizio idrico integrato, con un territorio di 180.000 abitanti residenti e comprendente 27 comuni, di conseguire significativi risultati e vantaggi organizzativi ed economici, che per effetto della fusione tra Acqua del Basso Divenza SpA e Cairi SpA sarà possibile conseguire e valorizzare una pluralità di sinergie. Preso altresì atto del mandato conferito dall'Assemblea di Acquedotto del Basso Divenza SpA
e carichi di SPA e consiglieri di amministrazione delle rispettive società nelle quali si impegnavano questi ultimi a dare attuazione ad un progetto di fusione societaria della conseguente costituzione di un'unica società di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale interregionale dell'Emene, visto il progetto di fusione propria delle società con basso livello SPA e crediti SPA, con il quale si prevede la costituzione di una nuova società totale capitale pubblico in auto nominata Alimento e Tagliamento Acque SPA, ai sensi dell'articolo 2501 e conseguenze del codice civile, che comprende anche lo statuto sociale che adotterà la nuova società, approvato dal Consiglio di amministrazione di entrambe le società. Vista la relazione degli amministratori sul progetto di fusione delle società del basso livello SPA e crediti SPA disposte ai sensi dell'articolo 2501 quinto del codice civile, per illustrare e giustificare con i relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di fusione la determinazione dei rapporti di cambio e modalità di assegnazione delle azioni, visto lo statuto della nuova società, valutata quindi l'opportunità di provvedere in merito, si chiede a questo Consiglio di deliberare di approvare la fusione ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile tratto del basso livello a carichi di SPA mediante la costituzione di una nuova società e quindi distinzione di arte del basso livello, SPA e carichi di SPA per ragioni in premessa che qui si intendono riportate, di approvare il progetto di fusione tra le società acqua del basso livello SPA e carichi di SPA ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile, ivi incluso lo statuto della nuova società che si allega alla presente, di approvare la relazione degli amministratori allegata alla presente sul progetto di fusione delle acque del basso livello SPA e carichi di SPA ex articolo 2501 quinques del codice civile con relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di fusione, la determinazione dei rapporti di cambio delle azioni e le modalità di assegnazione, di prendere atto di approvare la conseguente costituzione di una nuova società a capitale interamente pubblico in house affidataria diretta del servizio idrico integrato denominata Alimento e Tagliamento Acque SPA e la contestuale estensione delle società acque del basso livello e KBT, di dare mandato al sindaco o al suo delegato di intervenire all'assemblea di KBT SPA con tutte le facoltà di legge per deliberare la fusione tra le società acque del basso livello SPA e KBT SPA, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la presente deliberazione, nonché di rinunciare alla relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexis, di impegnare la consulta d'ambito territoriale primario interregionale Rene, in esecuzione della deliberazione Rene del 17/12/2013, ad adeguare il piano degli investimenti per il comune attualmente gestiti da Carichi di SPA al fine di uniformare il progressivo aggiornamento della tariffa dovuta dagli utenti della zona orientale della TOI Lemne che, a decorrere dall'1/1/2018, sarà unica per l'intero ambito territoriale. Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio Comunale di esprimersi. Ci sono interventi? Capogruppo Bonetta. Grazie Presidente. Anche in questo caso, trattandosi di punto che era passato per la seconda commissione, se consentite diamo per ribadita la stessa questione pregiudiziale che chiediamo di essere messa al voto. Questa questione pregiudiziale che avevamo sollevato per il punto numero 5. Grazie Capogruppo Borin. Mettiamo ai voti quindi la questione pregiudiziale con la quale chiedono negativo di questa delibera. Voti favorevoli? 8 voti favorevoli, voti contrari? 9 voti contrari. Mettiamo in voto allora la delibera così come letta. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? Nessuno, astenuti? 8 astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 6 voti contrari, astenuti? 2. Passiamo ora alla nona delibera dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC componente Tari. Relazione all'assessore Minoia. Allora, il Consiglio Comunale, richiamato all'articolo 1,682 della legge 147/2013, in base al quale il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC tramite il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legge 486/1997, visto l'articolo 53,16 della legge 388/2000,
come modificato dall'articolo 27,8 della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio per previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ottenendo il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Visto il decreto ministeriale dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2014, che da ultimo ha differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina delle IUC relativamente alla componente tali, disposto dal competente ufficio comunale e costituito dal numero 21 articoli, numero un allegato costituente parte integrante sostanziale della presente deliberazione, ritenuto di approvarlo, ovviamente con il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, e considerato appunto che l'atto è già stato sottoposto all'esame della terza commissione consigliare e i pareri ovviamente favorevoli di regolarità contabile espresso dal segretario generale, si propone di deliberare 1. Di approvare il regolamento per la disciplina delle IUC, ovvero l'imposta unica comunale, relativamente alla componente tali, costituito dal numero 21 articoli e numero 1 allegato, costituente parte integrante sostanziale della presente deliberazione. 2. Di dare atto che il regolamento approvato per la presente deliberazione produce effetto dal 1 gennaio 2014, di dare atto che con l'approvazione del presente regolamento si approva ovviamente il regolamento sulla TARES approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 21 del 26 marzo 2013. 4. Di dare atto che il presente atto di deliberazione dovrà essere inviato in forma telematica al MEF, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52,2 del decreto legislativo 446/1997 e dell'articolo 13, commi 13 bis e 15 del decreto legge 101 del 2011 convertito in legge al numero 214/2011. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi procediamo con la votazione. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari. Astenuti nessuno. Passiamo ora alla delibera 10ª, piano finanziario della tassa sui rifiuti e relazione di accompagnamento, approvazione novità 2014. Relazione all'assessore Zusso, in veste di assessore all'ecologia. Il decreto legislativo 5 febbraio 97 numero 22, meglio conosciuto come decreto Ronchi, nell'ottica di un riordino del sistema di gestione dei rifiuti sulla base delle direttive europee, detta nuove disposizioni anche per quanto concerne il versante delle entrate destinate a finanziare i costi di gestione del servizio. Per gli effetti di detto decreto, il Comune di Caro ha seguito la tariffa di igiene ambientale a partire dal 1 gennaio 2005, elaborata secondo quanto previsto dal DPR 158/99, il quale prevede che annualmente venga approvato il piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana e quindi onnicomprensivo di tutti i costi legati al sistema di raccolta e smaltimento urbani del territorio. Tale piano finanziario, già approvato per la prima volta nell'esercizio finanziario 2007 con delibera del Consiglio Comunale 77 del 21/12/2006, deve quindi essere aggiornato in via preventiva per ogni bilancio di esercizio e deve necessariamente trovare copertura dalle entrate previste attraverso la discussione della FIA. Per l'annualità in corso, il piano, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, 157 del 2013, è riferito all'istituenda tassa sui rifiuti tali. Per quanto attiene all'annualità 2014, sentita ASO SPA ed effettuata una valutazione sui costi da sostenere, si avanzano le seguenti precisazioni.
Anche per il 2014 vi è l'esigenza di conguagliare quota parte di quanto risultato dal consultivo degli anni precedenti per una somma pari ad euro 260.000, come già deliberato e previsto dal piano finanziario 2012, oltre che una somma pari a circa euro 310.000 dovuta all'ingente quantità di materiale spiaggiato depositatosi nel corso del 2012. Non vi sono aumenti consistenti se non quelli dovuti al normale aumento del costo della produzione delle forniture. Per compensare tali aumenti, nonché l'importo normale, si sono ottimizzati alcuni servizi attraverso una più razionale gestione degli svuotamenti e soprattutto degli spostamenti nei periodi di minore afflusso turistico in alcune aree del territorio. Complessivamente non vi è alcun aumento percentuale dal raffronto tra il preventivo 2013 e il preventivo 2014. Pertanto, stimate le spese inerenti e conseguenti al servizio di igiene urbana e per tutto quanto sopra espresso, si propone di approvare il piano finanziario di tasse sui rifiuti e relazioni di accompagnamento, ex articolo 8 di PL 158-99, e delle ripartizioni dei costi per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale a decorrere dal 1 gennaio 2014. Tutto ciò premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare. Capogruppo Teso, prego. Assessore, lei ha parlato della somma di 260.000 euro che era stata messa in conto anche l'anno scorso, in più aggiunge 310.000 euro di spiaggiato. E l'anno scorso c'era stato un aumento comunque pari al 3,5%. Quest'anno mi dice che non c'è aumento perché non modificate le tariffe ma automaticamente tagliate i servizi. Ha detto l'ottimizzazione dei servizi significa anche tagliarli e quello che io chiedo, poi lei mi risponderà, che già mi ha risposto, quindi significa che non tagliate nessun tipo di servizio? Risponda. Altre domande? No, intanto questa gentilmente. Allora, ottimizzare non significa tagliare. Un corso che è stato tagliato, l'unico corso che è stato tagliato è una campagna pubblicitaria che conosciamo tutti, un mare di qualità che si faceva in spiaggia dal costo di 25.000 euro. Campagna che si fa già da 5 anni e che ormai è arrivata a conclusione della sua funzione formativa, che abbiamo ritenuto di tagliare sia noi che la spiaggia di Bibione. Questo è l'unico corso tagliato. Per quanto riguarda per esempio ottimizzazioni che non sono tagli, abbiamo pensato di eliminare le navette, i carrabili che c'erano nelle varie frazioni a San Giorgio, piuttosto che a Tavapresa, nelle altre Luna Verde e San Giorgio e Tavapresa, perché avevano un costo di smaltimento, perché più che altro raccoglievano non un verde e la maglia, ma raccoglievano di tutto, anche i rifiuti il cui costo dopo di smaltimento era alto, e l'anno scorso è stato valutato il costo di questi scarabili di 30.000 euro. Quest'anno abbiamo attivato, proprio da ieri, dal 14 aprile, abbiamo attivato il servizio di porta a porta del verde, ovviamente nelle frazioni dove sono servite dal servizio di porta a porta, e il costo di questo servizio è di circa tra i 20 e i 25.000 euro, quindi c'è stato comunque un risparmio rispetto agli scarabili che avevamo gli scorsi anni. Per il resto il servizio rimane invariato, ci sono delle ottimizzazioni, che significa che è stato rivisto il piano sia di svuotamento ma soprattutto di spazzamenti strada per strada con auto. Stiamo facendo un lavoro proprio puntiglioso per ogni strada. Se i cestini si possono svuotare di una strada con un viaggio, viene fatto con un viaggio piuttosto che con 3. Siccome questo servizio è anni che non viene rivisto, non viene guardato, con un altro che sta procedendo ad un lavoro di dettaglio di questo tipo, senza tagliare i servizi, ripeto, ma cercando di ottimizzare quelli che sono gli spazzamenti, i viaggi dei camion e gli svuotamenti dei cestini. Quindi, allora, 25.000 euro era la campagna pubblicitaria Mare di Qualità, è stato tagliato, e mi aggiunge i 25.000 euro per quanto riguarda la campagna che ha detto della raccolta del verde, giusto? Quindi un attimo, allora mi è tolto adesso il costo degli scarabili. Comunque
lasciamo il costo degli scarabili non altro perché i 25 che spendeva li mette a un altro capitolo. Sul fatto dei passaggi, io credo che non sia tanto il passaggio del cambio, come dice lei, dei viaggi, ma la quotidianità dei viaggi, che è quello che incide su un costo e sul costo del personale. Quindi, allora, lei mi dice, mi assicura, Assessore, che il servizio sarà tale e quale, anzi ottimizzato, quindi un servizio migliore. Questo me lo assicura lei. Non faccio direttamente il servizio, ma comunque con ASO stiamo lavorando a questo. L'obiettivo con ASO ce lo siamo dati, stiamo facendo le pulci per ogni servizio che ci fanno. Mi fa piacere che state facendo le pulci, perché alla fine saranno dei tagli sui servizi che date ai cittadini. Grazie, Assessore. Prego, ci sono altri interventi? Consigliere Favaro? Sì, l'occasione del piano della Tagli è propizia per segnalare un problema che già altre volte in Consiglio Comunale è stato segnalato, cioè il fatto che vi sono zone, strade, vie del territorio comunale sulle quali si verifica costantemente e l'azione di contrasto non è mai stata adeguata ed efficace abbastanza, si verificano fenomeni di abbandono di rifiuti, in particolare via Draghete, a parte via Draghete che va dal cimitero verso il depuratore, che da anni, lungo la quale si osserva da anni l'abbandono di rifiuti, parliamo di rifiuti inerti, rifiuti scarti di lavori edilizi, calcinacci, sanitari. E possibile che l'amministrazione tramite ASO o tramite la polizia municipale non sia ancora riuscita a individuare i responsabili, a sanzionarli, insomma a scoraggiare questo fenomeno. Segnalo il fatto che nel piano finanziario della Tagli c'è una voce importante di spesa relativa al lavoro svolto, o meglio che dovrebbero svolgere gli agenti della polizia municipale proprio per sanzionare questi comportamenti illeciti. Ma verifichiamo sul campo che questa attività è carente, è sicuramente insoddisfacente. Per cui chiedo all'assessore se nell'ambito di questi aggiustamenti e ottimizzazioni che state concordando con l'ASO vi sia anche un rafforzamento di questa azione di controllo del territorio, di sanzione, di individuazione e sanzione dei responsabili e con quali strategie, se ci sono delle strategie nuove e diverse rispetto al passato. Allora, un paio di mesi fa è stata istituita la figura dell'ispettore ambientale, che è una figura assunta dall'ASO proprio per fare controllo sul territorio, per evitare l'abbandono di rifiuti in aree, come dice lei, poco trafficate. L'ispettore ha funzione, diciamo, educativa, non repressiva. Se però trova delle persone recidive che continuano ovviamente nell'abbandonare rifiuti in aree non dovute, ha anche la possibilità di sanzionare perché è in funzione assieme alla polizia municipale. Questa è la figura che abbiamo istituito. Le segnalazioni, che ha già preso servizio un paio di mesi fa, le segnalazioni che pervengono all'ufficio ecologia vengono immediatamente segnalate all'ASO per poter provvedere immediatamente. Qualcuno l'ho ricevuto anch'io e speriamo insomma, che il servizio che funzioni ben nato e che anche ovviamente tutti i cittadini abbiano una coscienza rispettosa dell'ambiente e del servizio. Se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari. Mettiamo l'immediata eseguibilità, voti favorevoli? 6 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari.
Passiamo ora all'11ª delibera, approvazione tariffe della tassa rifiuti Tari, esercizio 2014, in relazione all'assessore Minoia. Grazie Presidente. Allora, richiamate ovviamente le precedenti deliberazioni per quelle in cui si è approvato il regolamento per l'applicazione della IUC, in cui al titolo 4 è disciplinata la tassa dei rifiuti, cioè per i volontari, quello appunto appena trattato, cioè il piano finanziario, ai fini di determinare il costo del servizio relativo ai servizi di igiene ambientale per l'anno 2014, visto appunto il citato articolo del regolamento, il quale stabilisce che con il provvedimento di determinazione delle tariffe vengono anche stabiliti la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, i coefficienti di costante A, B, C e D previsti dall'allegato numero 1 del decreto Presidente della Repubblica del numero 158 del 99, ritenuto di confermare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ultimo definito per quanto riguarda la TARES, applicando il 44% alle prime e il 56% alle seconde, confermare analogamente i coefficienti costante A e costante B relativi rispettivamente all'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo alle utenze domestiche, come la tabella B allegata al presente atto, e ovviamente ritenuto di confermare analogamente i coefficienti costante C e costante B relativi rispettivamente all'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo alle utenze non domestiche, come la tabella C allegata al presente atto, visto l'articolo 1 del comma 169 della legge 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio entro i termini innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, visto il decreto ministeriale dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2014 e l'ultimo differito al 30 aprile 2014, termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014, ovviamente visti che l'argomento è già stato trattato nella terza commissione consigliare, sono giunti i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere favorevole espresso dal segretario generale. Si propone di deliberare: 1. Di approvare la ripartizione dei costi relativi all'integrale copertura dei servizi di igiene ambientale alle utenze domestiche e non domestiche nelle seguenti misure e conseguentemente nelle ipotesi riportate nella allegata tabella. Come detto prima, appunto, utenze domestiche 44%, utenze non domestiche 56%. Di approvare le allegate tabelle B e C relative alla determinazione dei coefficienti KA, KB, KC e KD relativi rispettivamente all'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo alle utenze domestiche e non domestiche e le conseguenti tariffe per i servizi di igiene ambientale per l'anno 2014. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo ai voti favorevoli, 9 voti favorevoli, voti contrari, 2 voti contrari, astenuti, 6 voti contrari. Passiamo ora alla 12ª delibera, approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica IUC, componente IMU e TAN, in relazione all'assessore Minoia. Vediamo trattare gli altri due componenti ovviamente della IUC, oltre alla TAN ci sono l'IMU e la TASI. Richiamati l'articolo 1